Andrea, oggi grande partita sulla scia di quello che si è visto mercoledì sera. Una grande partita perché aspettavamo questa vittoria. Le prime due di campionato, una l'abbiamo persa a 14 secondi alla fine, col Palermo ci sta perché eravamo contati, Gianmario squalificato e ci stava questa sconfitta, io me l'aspettavo. Oggi ci stava pure la vittoria per credere al campionato e io credo ai miei compagni, perché siamo veramente un'ottima squadra. Tra l'altro oggi tu sei tornato a indossare la fascia da capitano, un impegno importante per te, comunque c'eri già da prima e senti comunque addosso questa maglia. Sì, c'ero da prima, però c'è Gianmario che se lo merita e non ho fatto obiezioni. E oggi con la fascia ho fatto pure la tripletta, quindi sono veramente contento, soprattutto per la vittoria. Vittoria che dà ulteriore morale, mercoledì arriva il Recalbuto con altra bella avversaria. Sì, però... è una partita molto difficile, però io ci credo e ci credo ogni partita. Mister Labita, non si ferma più questo Real Termini, partita anche questa molto intensa e decisa forse dai dettagli. Oggi dovevamo vincere assolutamente dopo le prime due sconfitte in campionato, dovevamo reagire, una reazione c'è stata, così come c'è stata mercoledì, la squadra ha risposto benissimo, i ragazzi hanno dato l'anima seppur con qualche defezione e siamo riusciti finalmente a portare a casa questi benedetti 3 punti. Oggi la squadra ha girato tutta bene, alla fine nel tabellino appare il nome di Dinis, bella scoperta questa. È una scoperta forse per gli altri, io che lo alleno in under devo dire che è di un livello superiore, di una classe superiore. Penso che sentiremo molto presto ancora parlare di lui, che è forte veramente. Probabilmente ne sentiremo parlare molto presto, nel senso che mercoledì c'è già un'altra partita, ne abbiamo parlato già mercoledì scorso. Arriva il Recalbuto, altra squadra di blasone, di valore. La squadra oggi ha dimostrato di non avere sentito sulle gambe l'impegno di mercoledì. No, qualche calo fisico c'è stato ed è normale che ci sia, perché a parte che ci siamo allenati solamente da mercoledì a oggi, ci siamo allenati solamente una volta, quindi non abbiamo avuto modo di scaricare. Però dico, hanno sopperito al calo fisico con la tanta voglia, la grinta e tutto quanto c'era da mettere in campo per vincere questa partita. Presidente, possiamo dire la settimana perfetta, passaggio del turno in Coppa, prima vittoria in campionato, possiamo dire magari con i piedi per terra che il peggio è passato. Sì, diciamo settimana bellissima, abbiamo superato il turno in Coppa Divisione, siamo ai 16esimi, ora giocheremo contro il Recalbuto e oggi è una bella vittoria, ci voleva per rompere questo incantesimo dopo la prima partita persa negli ultimi secondi e la seconda purtroppo per avere poche sostituzioni e comunque abbiamo trovato una bella squadra come la Città di Palermo, abbiamo perso. Però oggi ci godiamo questa bella vittoria. Vittoria che, come hanno detto anche gli altri prima di te, arriva sulla scia di quella ottenuta ai rigori contro il Canicatil, che dimostra che comunque la squadra partita dopo partita e vittoria dopo vittoria ci crede di più e si amalgama anche di più. Sì, diciamo che è servita tanto la vittoria anche ai rigori contro il Canicatil, ti dà morale, vuoi non vuoi, ti serve a dare la scossa in più anche in campionato e cercare di fare meglio possibile. Adesso non ci si ferma perché c'è un'altra settimana bella intensa, si parte dal Recalbuto, anche sulla scia di quello che si è visto col Canicattì, ma anche col Piazza Armerina, che sono di pari livello. Che partita ti aspetta? Mi aspetto, faremo una bella partita, ci giocheremo la partita come abbiamo fatto con le altre, ovviamente giochiamo con una squadra di categoria superiore, quindi non è una scusa, ma ci potrebbe stare pure la sconfitta, ma noi ce la metteremo tutta per cercare di vincere.